8 di là. Attenta Silvia, attenta al pallone. 8, dai. Aspetta che andiamo a vedere Pronto? Devo fare il libero. Vorrei fare bravo, bravo! Pronto! Io vorrei fare il Concentrato sull'ultimo che è più difficile. Adesso Pronti? Piano, pronto. Noi ci portiamo tutti alla parte del tratto della grande parte davanti al gazebo della grande. Quindi chiudiamo il corso e ci spostiamo tutti davanti al gazebo dell'organizzazione. La quale scuola è a giocare, tutti gli addetti che hanno montato i casi oggi sono approvati di passare Tina, Anna, venite qua. Venite qua. Sono palle leggere.
so we can live. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allora, se cortesemente vi spostate qui verso la mia sinistra un pochino, così lasciamo spazio anche alle ultime società che stanno per arrivare. Sì. Vedo che stanno arrivando dagli ultimi campi in fondo, eravamo tanti, quindi i campi sono ben 45, il tempo di arrivare. Il signor Dino Ponchio che ci porge un aiuto. Un aiuto e un Aiuto ce l'ha dato il cielo. È stato molto importante, adesso continuiamo fino a questa sera alle 11 con tutte le attività del pomeriggio. Intanto complimenti come sempre al volley, al suo presidente e al suo staff, a Stefano Camporese e a tutti i suoi, perché state facendo scuola. Voi non lo sapete, ma dall'altra parte c'è il mini basket che finalmente ha copiato dal volley e sta facendo una bellissima festa del mini basket, e quindi siete quelli che hanno insegnato come fare, perché questa festa è bellissima, i bambini sono bellissimi, i genitori naturalmente anche, però noi lavoriamo per i bambini e questa festa, 11° anno di Tutto Sport in Prato, ha questo significato. Il messaggio che vuole dare è fuori dai luoghi sacri dello sport, delle palestre per quanto vi riguarda, portare lo sport giovanile, educativo, formativo in piazza per far vedere come lavorano bene le nostre società di base. Lavorano così bene che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo quest'anno ci ha dato dei bei soldini, 900.000 euro, che con i tempi che corrono sono un'enormità. Di questi 300 li abbiamo messi al CONI, neanche uno, 0,0. 300.000 per l'attività nelle scuole elementari, insieme in particolare al Comune di Padova e a altri enti per Padova e provincia, e 600.000 per dare buoni acquisto materiale alle società di base. Alla pallavolo, che è molto organizzata e che ha fatto bene le domande, sono arrivati più soldi di tutti gli altri sport, più del calcio, che tanto non ne ha tantissimo bisogno, mettiamola così. Quanto è arrivato alle società? 103.000 di questi 1.000 euro di questi 600, quindi una grossissima fetta è andata a molte 40 società, una quarantina di società, 50 società di volley. In futuro faremo ancora meglio se ci riusciamo, quindi, ma non è che siamo stati buoni, abbiamo fatto questo perché il volley lo merita perché è un grande movimento. In ogni caso questo è il messaggio che vogliamo dare con questa festa in Prato, che è cominciata venerdì mattina con le scuole elementari e finisce col ballo libero free dance alle 9 questa sera, e che alle 6, alle 18 qui davanti ci sarà il tripode e i 5 campioni olimpici porteranno da tutti gli angoli del Prato le fiaccole per accendere il fuoco, per dare il segno di quello che vogliamo dallo sport, lo sport dei valori, e voi ne siete una testimonianza. Al prossimo anno, grazie a tutti. Sì, ringraziamo di nuovo il delegato provinciale CONI di Padova, signor Dino Ponchio, e lasciamo la parola all'assessor Pieri.
Buongiorno a tutti, grazie. Molto saluto del comune di Padova, ogni anno è bellissimo rivedervi qua. Mi sembra che siate anche cresciuti come numero, non so, un effetto moltiplicatore ed è bello vedere che il movimento della pallavolo cresce in continuazione. Ne parlavo proprio prima con il vostro presidente Stefano Camporese. Grazie al presidente del CONI di Loponchio che anche quest'anno ha organizzato questa 3 giorni in Prato della Valle, che come ricordava prima andrà avanti anche tutta la giornata. Con il vostro movimento mi pare si sia creato un rapporto di sintonia. Del resto la pallavolo è lo sport che occupa più spazi dentro impianti gestiti dal comune di Padova. Questo dimostra anche l'importanza dei numeri, che poi devono trovare anche dei luoghi dove nella maniera più dignitosa possibile si possono svolgere le attività sportive. Credo che col vostro mondo, come con quello di altre discipline sportive, si sia creato in particolar modo un buon rapporto, anche perché penso, immaginiamo insieme alla stessa maniera quello che deve essere lo sport. Il 14 è stata della Padova Pallavolo, è diventata campione d'Italia pochi giorni fa e la festeggeremo in municipio venerdì mattina. Ed è una grande soddisfazione, credo, non solo per le società padovane, per la società stessa, ma per tutto questo grandissimo movimento. Anche io vi ringrazio ancora, la nostra provincia do un particolare benvenuto a nome del comune, ma ovviamente saluto tutte le vostre società. Grazie e buon lavoro. Grazie all'assessore allo sport di Padova Zampieri, e ora un saluto dal nostro presidente Stefano Camporese. Ciao a tutti, allora avete sentito quanti complimenti ci siamo presi? Fanno sempre il mio nome ma io c'entro poco, i complimenti sono vostri perché venite a giocare e vi divertite. Noi dobbiamo solo ringraziare invece loro che ci mettono a disposizione questa bellissima piazza. Forse il complimento più grande che ci hanno fatto è quello che forse insegniamo anche ad altri. E allora se tutta la piazza fosse piena, sapete quanti giri di girotondo avremmo fatto quest'anno? Giocate sempre così, divertitevi sempre così, genitori fate in modo che i vostri bambini si divertano sempre così e ditevi che sono sempre bravi, perché così siamo contenti tutti. Di una bella stagione. Ciao a tutti e buone ferie. Allora, prima di andare via, la commissione mini volley proposta da Francesca De Biasi, responsabile zonale Alta Padovana, Luca Traversi, responsabile Piovese, Graziano Scipionato, responsabile zona centro, Davide che per un impegno è assente e responsabile della zona bassa padovana, e io un po' la coordinatrice provinciale Cinzia. Siamo divertiti assieme. Un ringraziamento particolare a tutti i responsabili minivoli delle varie società che alle 6:30 di questa mattina erano qui presenti per montare 45 campi, che senza di loro noi sicuramente non riusciamo a farvi giocare perché siete così tanti. Quindi grazie ai responsabili minivoli, agli istruttori, ma soprattutto grazie ai nostri quasi 1000 atleti presenti oggi. Ora vogliamo salutare una società alla volta, vi chiameremo per nome, alzate bene i vostri cartelli così riusciamo a vedervi. Un saluto, partiamo con la zona centro, quindi salutiamo la Pallavolo Juveniglia, Pergola Volley, Pallavolo Cregarofani, Esedra Don Bosco, Pallavolo Savonarola, Volley Montemerlo, Volley Caminese, Pallavolo Arcella, Pallavolo Cadoneghe, Pallavolo Mestrino, Sant'Agostino Volley, Pallavolo Arcobaleno, Rio Volley, Olimpia Santo Stefano, Pool Batavium Volley, Vintage, Salvoro, Usma, Berta, Trip, Pallavolo Valsugana, Colombo, Medoacus, Blue Volley, Due Monti Abano, Vigonza, Sarmeola, Termal, Torreglia, Teolo, Albignasego, Real Padova. Queste le società del centro. Piovese, Pool Volley,
Pallavolo Codevigo, Polisportiva Legnaro PGS 2000, Vigo Novese Volley, Pallavolo Casalserugo, Vispa Volley, 2 Stelle Volley, Pallavolo Fossò, Polisportiva Mille Campi e Universal. Allora le società dell'Alta Padovana: Super Volley Piombino, Salese Volley, Astra Volley, Brin Volley, Pallavolo Massanzago, Volley Loreggia, Pallavolo Tombolo, Centro Giovanile, Volley Fratte, Alta Volley, Campo d'Arsego Volley, San Domenico Savio, Sil Volley, Comitense Volley, Sant'Angelo Volley, Team Volley 97, Team Volley 2007 e per finire Villanova Volley. E infine la Bassa Padovana, US Giarre, Carrarese Volley, Solesino Volley, Pallavolo Agna, Monselice Volley 86, Pozzonuovo Volley, US Colle Ivani Volley, Volley Arre, Pallavolo Tribano, Vision Volley, Quadrifoglio Volley, Pallavolo Este, Este Volley e Redentore Este, Canossa Conserve, Giovani 2000, Pallavolo Montagnana, Monselice Pallavolo Femminile e San Pietro Liminario Volley. grazie a tutti, grazie per essere stati con noi oggi e per essere stati con noi per tutta la stagione. Ci rivediamo a settembre, mi raccomando, giocate tutta l'estate, i palloni ce li avete, i miei amici sono sempre con voi, leggete il fumetto e le prossime storie a settembre. Ciao, buon ritorno nelle vostre case, a settembre saremo ancora qua, ciao a tutti!